Buonasera, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. È proprio il caso di dirlo, una finale così a un mondiale non si era mai vista. Argentina-Francia infinita, in vantaggio di 2 reti per 80 minuti. L'albiceleste si è fatta raggiungere dalla doppietta di Mbappé, realizzata in appena 97 secondi. Ai supplementari ancora a segno Messi e Mbappé. Finale quindi decisa la lotteria dei rigori e lì finalmente l'Argentina l'ha spuntata. Il rigore decisivo è stato segnato da Montiel. Terzo titolo per la nazionale di Scaloni, ci racconta le emozioni vissute assieme ai tifosi dell'Argentina, il nostro Hubert Londero, che è collegato con noi in diretta da un locale a Udine dove ci sono i tifosi che hanno visto assieme a lui la partita. A te la linea, Hubert. Buonasera Monica, buonasera ai telespettatori, siamo qui al Quechilombo, il quartier generale del tifo albiceleste. Oggi pomeriggio è stata una vera altalena di emozioni, dall'esultanza per i primi 2 gol alla disperazione per il pareggio in 90 secondi di Mbappé e dopo l'esultanza per il terzo gol, insomma fino alla lotteria dei rigori, l'esultanza per ogni centro dell'Argentina, un'esultanza ancora più forte per gli sbagli della Francia. Qui si sentono parlare tutte le lingue, l'italiano, lo spagnolo dell'Argentina, ma anche il friulano di chi è nato là ed è tornato dall'Argentina. Sentiamo adesso una tifosa, signora, campioni del mundo per la terza volta. Sí, tenía que ser nuestra, nos merecíamos. Una emoción inmensa y sufrida hasta lo último, pero bueno, la copa es nuestra, tenía que ser nuestra, era así. El partido era argentino desde el inicio y la partita era argentina dall'inizio, doveva finire Argentina. Muchas gracias, grazie mille signora. Ecco, vedete qua ci sono ancora tutte le persone che festeggiano, che brindano alla vittoria. Da qui dal Quechilombo, dal quartier generale dell'Albiceleste a Udine, è tutto a te Monica. Grazie Hubert, sofferta ma meritata la conquista del titolo da parte dell'Argentina e noi voltiamo pagina. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, non teme il suo principale avversario Alberto Felice De Toni, che correrà per il centro-sinistra alla poltrona di primo cittadino. Sentiamolo. Lei ha sciolto le sue riserve già alcune settimane fa, ieri ha sciolto le sue Alberto Felice De Toni, ex magnifico rettore dell'Università di Udine, quindi voi due sarete i principali avversari in questa tornata elettorale. Ma sono le regole della democrazia, ci sono più candidati sindaci, ma io sono qui e quindi sono sereno in questo confronto che senz'altro sarà un confronto civile, giusto, come si deve fare, e saranno sempre poi gli elettori a decidere. Abbastanza strano che insomma i rettori della nostra università poi si dedicano anche alla politica. Io, per dire il vero, ho fatto l'insegnante, ma ho fatto anche tanta politica. Vabbè, decidono sempre i cittadini chi è il migliore candidato sindaco. La sua parte politica è pronta? Beh, la mia parte politica si è già dimostrata alla presentazione della mia candidatura, siamo quelli di 5 anni fa, siamo tutti uniti, in più quest'anno ci sarà la lista del sindaco, anche una novità, quindi io sono sereno, è chiaro che dobbiamo lavorare per spiegare alla gente tante cose che abbiamo fatto e quelle che ancora devono essere fatti, soprattutto dopo i soldi che abbiamo ricevuto col PNRR. Ci occupiamo adesso di sanità, sono 2 maschietti i primi nati nel nuovo reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Udine. Oggi la struttura è stata visitata dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Sono Mamadou, senegalese venuto al mondo ieri, e Lorenzo, italiano, venuto alla luce durante la notte, i primi nati del nuovo reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Udine. Inaugurato 2 settimane fa, ieri si è completato il trasloco dal padiglione 6 al 7 della nuova struttura, un reparto innovativo che consente alle mamme di stare vicine ai piccoli e di avere il massimo della sicurezza. Dopo 26 anni questo Dipartimento per la Vita assume piena realtà
abbiamo cominciato a vedere i primi parti, è una organizzazione adeguata che consentirà di aumentare i livelli di sicurezza sia dei professionisti ma soprattutto delle mamme, consentendo un lavoro che sicuramente era garantito, ma con un'organizzazione di questo genere si fa un grande passo in avanti in una materia molto delicata e molto importante. Costato 7,6 milioni di euro, il reparto, interfacciato con la neonatologia, può contare su 20 medici specialisti in ostetricia e ginecologia, 35 medici in formazione, 47 ostetriche, 29 infermiere e 21 persone a supporto, oltre a spazi raddoppiati, nuove aree ambulatoriali e sale operatorie. Un altro tassello verso l'ammodernamento di tutto il Santa Maria della Misericordia. L'ospedale sicuramente ha bisogno di interventi di riqualificazione, è un lavoro che si sta facendo, si sta proseguendo, siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato e vedere negli occhi e nei sorrisi dei professionisti la soddisfazione, alla fine pensi di aver fatto un buon lavoro. Alla cronaca adesso 4 persone sono rimaste ferite in un incidente frontale accaduto questa mattina a Castion di Strada lungo la Napoleonica. 3 persone sono state trasportate con ferite non gravi all'ospedale di Palmanova con l'ambulanza. Una quarta persona, una donna, è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite più severe. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Aumentano gli arrivi dalla rotta balcanica e i centri di accoglienza lanciano l'allarme. Sempre più migranti dormono all'addiaccio. Si punta il dito contro l'illegalità dei respingimenti. C'è stato un aumento di circa il 50% rispetto all'anno scorso, c'è stata una situazione di difficoltà come in tutta la regione, ma la difficoltà principale non è l'aumento, i numeri sono comunque ancora contenuti, ma è stata la incapacità istituzionale di intervenire. La rete di accoglienza Solidarietà Internazionale del Friuli Venezia Giulia lancia l'allarme per segnalare la gravissima situazione in cui versano centinaia di migranti giunti in regione della rotta balcanica, lasciati all'addiaccio nel freddo dell'inverno, affidati esclusivamente agli interventi del volontariato di strada. Oggi la conferenza stampa al centro Balducci, là dove Don Pierluigi Di Piazza aveva lasciato il segno dell'amore e dell'accoglienza, luogo simbolo della solidarietà. Un messaggio ventennale portato avanti da chi vuole continuare l'opera del suo fondatore per dire no alle guerre strumentali, alle violenze e ai respingimenti al confine tra Italia e Slovenia, definite illegali, perché, viene ricordato, i migranti non sono merce né numeri, ma persone. I respingimenti, come dice già la parola, sono illegali per almeno 3 ragioni. La prima è che l'accordo di riammissione cosiddetto tra Italia e Slovenia del 96 non è mai stato ratificato dal Parlamento. La seconda è che ogni provvedimento della pubblica amministrazione appunto deve essere un provvedimento, quindi una decisione scritta, motivata e notificata alle persone. Le riammissioni sono invece informali, cioè alle persone non viene rilasciato nulla. E infine la terza, la più clamorosa dei motivi, è che di fatto le riammissioni sono state applicate sempre nel 2020 ai richiedenti asilo, cioè esattamente a quella categoria per la quale è tassativamente proibita la riammissione. Voltiamo pagina, nuovo capitolo sulla vicenda Marina Nova a Monfalcone. La società Green Coop, dopo il verdetto sfavorevole al TAR, ricorre al Consiglio di Stato. Riqualificazione del sito dunque ancora in stand-by. Green Coop ricorre al Consiglio di Stato. Nuovo capitolo dunque sulla questione Marina Nova dopo che nei giorni scorsi il TAR si era espresso con un giudizio favorevole per il comune di Monfalcone sull'avvertenza aperta dalla società cooperativa che chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione del bando sull'area balneare a favore della società Marina di Monfalcone. Il nuovo passo sul fronte legale che Green Coop intende compiere mette così in stand-by il futuro di Marina Nova, su cui l'azienda vincitrice del bando stesso investirebbe circa 700.000 euro per la riqualificazione del sito e la realizzazione di nuove strutture di ristoro. Ma si dovrà attendere a questo punto la pronunciazione del Consiglio di Stato prima di dare il via a qualsiasi forma di intervento. L'avvocato Cristina Pozzi, dello studio Antonelli di Forlì, rappresenta le ragioni di Green Coop e spiega: presenteremo ricorso al Consiglio di Stato perché riteniamo che nella sua sentenza il TAR non abbia correttamente valutato i nostri rilievi. È stato preferito un progetto che prevede un utilizzo dell'area a nostro parere non conforme alle norme urbanistiche vigenti. Il Comune può preferire il progetto che ritiene migliore, però la discrezionalità non è senza confini. Green Coop è inoltre una realtà solida che opera nel settore da anni e ha tutte le garanzie del caso. Tempo di bilanci per la cantina di Ramuscello e San Vito al Tagliamento. Ieri sera l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2021 che si è chiuso con un fatturato in crescita e con maggiori dividendi per gli stessi soci. Previsti per il prossimo anno importanti investimenti tecnologici.
Direttore, tempo di bilanci, che anno è stato il 2021 per la cantina di Ramuscello e di San Vito a Tagliamento? È stato sicuramente un anno di crescita non quantitativa, perché abbiamo avuto la gelata di aprile che ci ha ridotto un po' il 5%, però è stato un anno di crescita di investimenti qualitativi, ma soprattutto abbiamo saputo consolidare la nostra clientela con la qualità del prodotto. Qualità del prodotto, ma soprattutto anche soci che diventano entusiasti al momento che i dividendi e dal momento anche che i margini di guadagno sono aumentati. Quali sono stati i vostri punti di forza? Allora, in un anno abbastanza difficile, contrassegnato, ovviamente mi riferisco al 2022, non soltanto dalla pandemia ma anche dalla guerra e dalla siccità. È stato sicuramente un anno difficile per quanto riguarda i costi fissi, i costi energetici, e lì li abbiamo affrontati con una forte riorganizzazione interna e quindi abbiamo ridotto notevolmente i costi di produzione. Dall'altra parte, con un sistema di certificazione, ricordo che siamo stati la prima cantina a certificare vino vegano, abbiamo acquisito quella fascia di mercato che oggi sta chiedendo questo tipo di prodotto, e quindi questo è il risultato poi per un aumento del dividendo dei soci. La cantina di Ramuscello, nella sua dislocazione su terreni molto fertili grazie alla pianura del Tagliamento, sta avendo una forte crescita per quanto riguarda il numero di soci, ma soprattutto abbiamo i prossimi 2 anni di grandi investimenti tecnologici. La Natività fa vivere Piazza San Giacomo, grande successo per il presepe vivente al quale hanno partecipato un centinaio di persone. Sentiamo Giorgio Lorenzon, portavoce del Circolo Culturale Il Villaggio. È un'iniziativa che abbiamo voluto proporre alla città di Udine proprio per cercare di andare verso il Natale preparandosi a quello che è l'evento del Natale, proprio un po' secondo l'intuizione di San Francesco un mucchio di secoli fa, e lo abbiamo voluto fare in modo molto popolare. Sono un centinaio fra lettori, cantanti, comparse che faranno le varie parti del gesto. Il gesto inizierà con un primo quadro in cui verranno dette alcune testimonianze di situazioni di grido, no? Il bambino malato, la persona il profuga ucraina che è scappata da casa e così via, insomma. Proprio per dire il Natale è qualcosa che risponde a questa nostra domanda, e queste testimonianze verranno fatte da alcuni di noi. Il telegiornale termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata.